Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono contenta che siate così numerosi. Nel solco della nostra tradizione, noi appunto ci occupiamo sia della storia antica ma anche dell'attualità e quindi abbiamo deciso, in occasione di questo evento importante per noi cittadini, che è l'evento referendario, di fare un incontro. L'incontro viene fatto, io dico sempre, in stile ateneo, cioè facendo una divulgazione alta e quindi chiamando relatori importanti, quali sono quelli alla mia destra e alla mia sinistra, il presidente Miazzi, presidente della seconda sezione della Corte d'Appello di Venezia, e l'avvocato Fogliata, legale del Foro di Venezia, già presidente della Camera Penale veneziana. Dicevo, un'alta divulgazione e una divulgazione super partes. Quindi abbiamo proprio intitolato questo incontro "Le ragioni del sì e le ragioni del no", perché cercheremo di illustrarle con parità. Io darò ai miei interlocutori un tempo per i loro interventi, un tempo uguale per l'uno e per l'altro, con la possibilità anche poi eventualmente di repliche o di aggiunte successive. Io semplicemente esporrò qual è la normativa attuale e quale diventerebbe se la riforma entrasse in vigore. Chiedo fin d'ora scusa in primis ai relatori e al pubblico, se ci sono presenti, come credo, avvocati, magistrati, giuristi, insomma gente che mastica di diritto, perché io farò un'esposizione elementare, perché deve essere compresa dai cittadini, da chi non è esperto in queste materie. Siccome poi nell'informazione mi sono resa conto che molto spesso ci sono slogan o, come dire, frasi che danno presupposte delle conoscenze che non ci sono, io sarò elementare, ai limiti della forse anche banalità per alcuni, ma vi chiedo fin d'ora venia. Allora, le tre grandi, ci sono tre grandi, diciamo, direttrici di questa riforma. Una, la sapete tutti, è quella riguarda la separazione delle carriere, e poi c'è un'importante riforma che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura. Procediamo per argomenti, in modo che non si faccia confusione. Cominciamo dalla cosiddetta separazione delle carriere. Allora, attualmente la Costituzione considera giudici e pubblici ministeri come parte della stessa magistratura. Parentesi, io credo che tutti sappiate la differenza tra giudice e pubblico ministero. Pubblico ministero è quello, lo dico proprio banalmente, che riceve, voi andate a fare una denuncia dalla polizia o dai carabinieri, i carabinieri la trasmettono al pubblico ministero, il pubblico ministero la valuta e decide se mandare a giudizio la persona denunciata. Ci sono anche dei passaggi intermedi, ma ve li risparmio. Chi decide su questa vicenda è il giudice. Il pubblico ministero sosterrà la sua tesi davanti al giudice, poi ci sarà l'avvocato della difesa che sosterrà la tesi dell'imputato e il giudice poi alla fine emette il suo verdetto. Allora, la Costituzione oggi considera giudici e pubblici ministeri come parte della stessa magistratura. Si entra con un concorso e dopo aver vinto il concorso, come è capitato alla sottoscritta, si decide se fare il pubblico ministero o fare il giudice, se andare a Venezia o se andare a Caltanissetta. Fino a qualche anno fa era poi possibile, nel corso della carriera, di passare
da giudice a pubblico ministero e viceversa. Con le ultime riforme adesso praticamente si può passare, diciamo, da una parte all'altra, per essere molto semplici, una volta sola nel corso della carriera, nei primi circa 10 anni della carriera e cambiando regione. Quindi ci sono, diciamo, queste limitazioni. Questo fino ad oggi. Cosa dice la riforma? La riforma dice e sancisce che nella Costituzione vi sia la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Quindi una volta che tu hai vinto il concorso, devi decidere o fai il pubblico ministero per tutta la tua vita professionale oppure fai il giudice per tutta la tua vita professionale. Non è possibile passare nel corso della carriera da una parte all'altra. Allora faccio partire il timer, non subito, e lascio la parola all'avvocato Renzo Fogliata che, come dire, esprimerà le ragioni per le quali, come dire, sia necessario che entri in vigore questa riforma della Costituzione, ovvero la cosiddetta separazione delle carriere. Quanto abbiamo? 8 minuti. 8 minuti. Allora, 8 minuti sono un tempo molto, molto ridotto, quindi cercherò di essere più chiaro e più sintetico possibile. Però non mi posso esimere da una premessa. La premessa innanzitutto è ricordare che questa battaglia per la separazione delle carriere non è una novità di questi giorni, di questi tempi, di questi mesi. È un dibattito che si protrae da decenni, di solito elevatissimo sul piano culturale. Oggi, come tutte le questioni che entrano nell'agone politico, vede anche chiaramente delle discese verso il basso e le vedrà sempre di più a ridosso del referendum, perché diventa una sorta di, ahimè, campagna elettorale. Però non è una novità. Dal momento in cui è stato introdotto il codice, il cosiddetto nuovo codice dal 1988, nuovo ormai non è, che ha introdotto appunto il processo di tipo accusatorio, quindi la parità delle parti di accusa e di difesa di fronte a un giudice. Attenzione, questo lo voglio sottolineare, so che può sembrare un mantra, uno slogan, ma non è tale, è una norma della Costituzione della Repubblica Italiana 111, e cioè giudice terzo e imparziale. Questa sottolineatura, che è l'in-sé e la condizione essenziale per l'esistenza del cosiddetto giusto processo, introdotto apposta nella Costituzione anni or sono. C'era un processo di cui nessuno dubitava, e però si è sentita l'esigenza di costituzionalizzare la giustizia di questo processo. Quindi può esserci un processo non giusto, può esserci un processo non vero, non reale, un processo che appare tale ma non lo è. Qual è la condizione essenziale, ontologica al giusto processo? La terzietà del giudice. Giudice terzo imparziale. Questo è un assioma di democrazia e del processo accusatorio assolutamente imprescindibile, e dobbiamo tenerlo presente, perché tutto quello che poi decidiamo di ritenere, sostenere, opinare a cascata dipende esclusivamente da questo faro. Senza un giudice terzo e imparziale non vi è un giudice non terzo, non imparziale, per definizione non è un giudice. Beh, su questo spero che siamo d'accordo, quindi è proprio la contraddizione che noi consente, è una questione di logica formale prima ancora che di giustizia. Se così è, per essere terzo deve essere totalmente indipendente, astratto, autonomo, non deve essere condizionato in alcunissimo modo. L'idea, quindi, che ebbero molti giuristi di primissimo rango, voglio dedicare questa mia brevissima e povera conversazione al professor avvocato Giuseppe Frigo, mancato anni fa, già giudice della Corte Costituzionale, amico, presidente dell'Unione delle Camere Penali, professore di diritto processuale comparato, che ha fatto di questa battaglia una sua ragione di vita professionale.
Molti, ripeto, teorizzarono questo principio, anche molti, adesso non facciamo nomi, ma non serve perché sono stati sfruttati malamente come etichette nella magistratura, molti importanti magistrati, professori universitari. Cioè l'altro assioma è: per essere definitivamente terzo imparziale non può appartenere alla stessa carriera del pubblico ministero. Il pubblico ministero è l'accusatore. Si dice che il pubblico ministero è un accusatore particolare, nel senso che deve trovare e utilizzare anche prove a favore dell'indagato. C'è una norma del codice di procedura penale, sì certo, una norma della legge ordinaria, questo è ovvio, perché è pur sempre un dipendente pubblico, sottostà a norme di carattere pubblicistico, non è tenuto all'interesse esclusivo della difesa del proprio assistito, e quindi è ovvio che sia così. Da questo a sostenere che la cosiddetta, perché questo dicono, attenzione, cultura della giurisdizione accomunerebbe in modo inscindibile giudice e pubblico ministero, ne passa. Questa diciamo è un'eresia, primo perché la cultura della giurisdizione oggi non è questo, ma è la consapevolezza che si forma la prova nel dibattimento e che il processo è l'incontro tra un'accusa e una difesa e una sintesi del giudice. Questa è la cultura della giurisdizione, non quella inquisitoria in cui un giudice e un accusatore giocavano assieme nella stessa squadra. Oggi si dice c'è già la separazione delle funzioni perché possono cambiare solo una volta nella vita, secondo l'attuale disciplina. Non importa, quello che conta è che i principi stabiliscano che sono due carriere separate, e non importa neanche che si illuminino determinati possibili inconvenienti, non c'è il tempo, 8 minuti non lo consentono, possibili inconvenienti che sentirete sicuramente da chi mi seguirà. Adducere inconvenientem, eccetera, eccetera, non è risolvere la questione. Il principio va scritto in Costituzione. Come si è sentito l'esigenza di scrivere il giusto processo, si poteva fare a meno, bastava un processo. Il processo secondo le regole del codice di procedura penale. Si è sentita l'esigenza di scolpire in Costituzione la giustizia, così va scolpita in Costituzione la distinzione totale tra la carriera dell'accusatore e quella di chi deve giudicare, equidistante da accusatore e da difensore. Che il fatto che vengano raccolte durante le indagini prove anche a favore del difensore dell'imputato cambia assolutamente nulla. È nel momento soprattutto del confronto dibattimentale, nel quale la prova si forma lì, di fronte al giudice, non è precostituita durante le indagini. Questa è la regola aurea dell'attuale processo. È lì che il giudice deve far tesoro dell'appartenere a una carriera completamente diversa, perché c'è poco da fare. Siamo uomini e la contiguità d'ufficio, di carriera e soprattutto all'interno, vedremo dopo, mi taccio, ho finito, vero? No, c'è ancora tempo. Ecco. E la contiguità di carriere, di situazioni, il tu, l'ufficio, la telefonata, la conoscenza, ma soprattutto quello che vedremo dopo per quanto riguarda il CSM e l'Alta Corte, la possibilità di condizionarsi vicendevolmente nella carriera di progressione, nella progressione di carriera politico-giudiziaria. È intollerabile che il difensore arrivi come unico estraneo al dibattimento con due persone che invece che hanno ruoli distinti formalmente ma sostanzialmente appartengono alla stessa carriera. C'è da dire anche che la Costituzione non ha detto che qualcuno non apparterrà più all'ordine giudiziario, alla magistratura, perché anzi la magistratura è ancora oggi una. 104, la magistratura costituisce, questa è la riforma, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Quindi ancora oggi, se questa verrà confermata, questa riforma, appartengono e apparterranno al medesimo ordine, perché potere è anche sbagliato sul piano concettuale, al medesimo ordine. Quindi nessun attentato all'indipendenza, perché poi questa veramente, chiedo scusa, non vuole essere un termine forte, ma la truffa delle etichette che va per la maggiore sarà dipendente dal potere politico. Com'è possibile? Per carità. Poi i difetti umani, no? Le contingenze sociopolitiche sono un'altra cosa, ma
la Costituzione, così come prevista in riforma, prevede una totale indipendenza di entrambi. Grazie. La parola al no. Tieni vicino questo, così mi controllo. Sì, insomma, non angosciatevi con questa cosa. 8 minuti è una corsa, è una maratona. No, è perché sennò dopo parlate troppo. Va bene. Allora, anche io sono contento di poter discutere di quello che è, forse è questo. Basta che sia Ma sei sicuro che sia Sì, accesa? sì, è accesa. Ok, allora sono contento, mi riporti indietro. Che faticosi che siete. Allora, anch'io sono contento di poter discutere di questo referendum, perché anche se avevo pensato che essendo vecchio mi sarei un po' disinteressato di quello che sarebbe successo, non mi sono disinteressato e sto impegnandomi molto in questa campagna e mi sto impegnando molto anche perdendo quella che insomma è una cosa che faccio sempre, cioè essere pacato. Quando parlo di queste cose non riesco ad esserlo sempre. Allora, la separazione delle carriere. Qualcuno più bravo di me ha detto che è un vuoto simulacro questa separazione delle carriere così come impostata. Io che sono più semplice dico che è una truffa delle etichette. Dice una cosa che nella riforma non c'è, promette delle cose ma non dice quali. Ci sono in questa riforma, sì, si scrive che si farà la separazione delle carriere, ma cosa sia non si sa e non c'è. È come quando si va sull'autostrada da Vicenza a Piovene Rocchette. Si chiama Valdastico, ma in Valdastico non ci arriva mai. Si dice separazione delle carriere, ma non si sa che cosa voglia fare. L'ordine rimane unico, lo diceva anche prima l'avvocato Fogliata. I magistrati, continua a dirlo, la Costituzione si distinguono solo per funzioni, ma intanto anche 15 pubblici ministeri entrano in Cassazione che prima non ci potevano entrare. Si crea un nuovo organo, l'Alta Corte, in cui insieme pubblici ministeri e magistrati giudicanti giudicano. Quindi quando si vuole rimangono ancora insieme. Il passaggio da separazione delle carriere a vera separazione del lavoro dei magistrati viene lasciato a leggi ordinarie, che però che cosa dicano non si sa come si farà il concorso, non si sa come saranno sviluppate queste differenze. Lo slogan, quello ti fideresti di un arbitro che gioca in una delle due squadre, è facile, è ingannevole, perché così non è. A che cosa interessa? Che cosa interessa ai cittadini? Interessa che il giudice che ti giudica non sia quello che ha fatto le indagini. Che poi ci siano carriere separate, non credo che conti poi così tanto. E per questo la riforma non serve, perché le funzioni sono già separate. Chi fa il giudice, chi fa il requirente fa il requirente. Il cambio di funzione è possibile solo una volta sola nella vita, nei primi 10 anni. Cos'è il risultato? Che negli ultimi 5 anni i magistrati che hanno cambiato funzioni sono stati mediamente 31 all'anno, vale a dire lo 0,35% dell'organico. La riforma non cambia la legge Cartabia che ha messo queste regole che già oggi funzionano, quindi continuerà ad esserci fino a quando non si interverrà. Ma come si interverrà? Non lo sappiamo. È una riforma al buio. E se è inutile, è anche dannosa, perché crea un corpo separato di 2000 persone che esercitano un potere enorme, quello del pubblico ministero, senza un controllo. Senza che non venga esaminata da qualcuno che è terzo la loro condotta e senza che venga richiesto da un unico Consiglio superiore quella correttezza e completezza che oggi si chiede a tutti. Oggi è la magistratura nel suo complesso che valuta e controlla il lavoro dei pubblici ministeri. È l'unico CSM che valuta la condotta dei pubblici ministeri, se fanno indagini indebite, se fanno processi azzardati. Lì c'è il controllo disciplinare in tutti gli uffici. Invece oggi se una Procura della Repubblica creasse una struttura troppo gerarchica che condizionasse troppo il lavoro dei pubblici ministeri, il CSM unico boccerebbe quella proposta. Succederà ancora? Ho qualche dubbio, perché
i pubblici ministeri autonomi ragionerebbero con la loro mentalità, non con quella della giurisdizione, e potrebbero fare danni molto gravi, e gli esempi, non c'è tempo, si potrebbero fare, sono tanti. Ma quello che più conta è che essere un gruppo autoreferenziale è impossibile, perché nella Costituzione sono 3 i poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non esiste un quarto potere costituzionale, il potere dell'accusa, non esiste. È come in natura, se ci sono in uno spazio 3 atomi e un atomo perde un elettrone, non è che l'elettrone se ne va a spazio nell'universo, viene attratto da uno degli altri atomi, e adesso che staccheranno, che vogliono staccare il pubblico ministero dal giudiziario, non girerà unico, minimo, piccolo potere costituzionale, non lo farà, perché per forza sarà attratto dall'altro potere più forte, che oggi non è il Parlamento, è l'esecutivo, cioè è il governo. Quindi succederà, ma presto, alla prossima legislatura, già se vincerà la stessa maggioranza, che giustamente, perché io dico che è giusto che qualcuno controlli quei 2000, non possono controllarsi da soli, qualcuno li controllerà e sarà il governo. E questo è inevitabile. Non c'è un potere dell'accusa in Costituzione che va avanti da solo. Esiste in altri ordinamenti? Sì, esiste in altri ordinamenti, ma ogni paese è diverso dall'altro. Quando hanno fatto la Costituzione avevano un esempio, che era l'Italia, in cui c'era il pubblico ministero sottoposto alla direttiva, al controllo, agli ordini del ministro della giustizia. Questo faceva il pubblico ministero e faceva il lavoro che oggi si vorrebbe che tornasse a fare. E perché è stato scelto di staccarlo? Si poteva fare, lo fanno in tanti paesi che non sono mica paesi non civili. Perché è stato scelto di staccarlo dal ministro come era prima e metterlo assieme ai giudici? Perché si ritiene che per questo paese, per l'Italia, funzioni meglio. E io sono convinto che avessero ragione, che allora si dovesse fare così. Perché? Perché a che cosa serviva il pubblico ministero sotto l'esecutivo in Italia? Lo diceva il giurista che ha creato quel sistema, diceva che il sistema era di garantire che l'azione giudiziaria fosse allineata con gli obiettivi politici del Partito Nazionale Fascista, piuttosto che operare con un'entità indipendente, perché l'interesse pubblico coincide con l'interesse del fascismo. Questo diceva Alfredo Rocca, che quel sistema ha inventato. Pensate che cambierà adesso? No, non cambierà. Questo invece lo dice il ministro Nordio, ministro della giustizia, sempre tra virgolette. A cosa serve la riforma? Fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale. Mi stupisce che una persona intelligente come Alice Line non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro nel momento in cui andassero al governo. Non serve commentare. La riforma farà del male, e farà del male ai cittadini normali che non possono difendersi con le armi che ha invece la pubblica accusa. Il PM deve assicurare un processo equo e imparziale facendo le sue indagini. PM e difesa non possono essere considerate 2 parti uguali. Sono uguali e sono parti uguali, ha ragione l'avvocato Fogliata, e va sottolineato molto nel processo la parità delle parti, nella formazione della prova davanti al giudice devono essere pari, ma prima non possono essere pari, perché hanno obiettivi e mezzi diversi. Obiettivo del difensore è la difesa del suo assistito. Se trova una prova contro il suo assistito non è che deve portarla, anzi non deve portarla perché è contro il suo dovere. Se il PM cerca e trova prove a favore della difesa, le deve portare, se non lo fa commette un reato. E quindi il PM, ho finito, è un organo di giustizia, non è un organo pari a quello del difensore, non è solo una parte, è parte nel processo, ma non è parte quando svolge il suo lavoro. Bene, allora io lascerei le domande alla fine, procederei nell'illustrazione. Allora, vi ho anticipato prima che l'altro grande punto della riforma è quello che riguarda la modifica del Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, sempre per fare un discorso molto chiaro e molto semplice, il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo costituzionale, cioè la Costituzione ha deciso di prevederlo al proprio interno, quindi è un organo
molto importante, e l'importanza è data non solo dal fatto che sia previsto dalla Costituzione, ma che sia presieduto dalla massima carica del nostro Stato, cioè dal Presidente della Repubblica. Di che cosa si occupa il CSM adesso? Si occupa sostanzialmente di tutta la vita professionale dei magistrati, da quando entrano col concorso, quando chiedono trasferimento, quando chiedono di fare delle progressioni in carriera, quando chiedono di andare magari presso un'altra autorità, insomma tutta la vita professionale, tutta la mia vita professionale. Io sono in pensione, tutti i miei trasferimenti, e io ne ho avuti tanti, di passaggi penale, civile, da una città all'altra, presidente di sezione, presidente del tribunale, li ha tutti decisi il Consiglio Superiore della Magistratura. Si dice che è un organo di alta amministrazione. E come è composto il Consiglio Superiore della Magistratura? Il Costituente all'epoca aveva ragionato bene. Ha una componente togata, si dice, cioè una componente di magistrati, e una componente cosiddetta laica, di persone estranee alla magistratura. Il nostro Costituente non ha indicato il numero di componenti, ma ha indicato la proporzione, e ha detto devono esserci più magistrati e meno componenti esterni, 2/3 e 1/3. Ci sono poi dei membri cosiddetti di diritto, cioè che devono esserci comunque, e che sono i vertici dei requirenti e i giudicanti, cioè procuratore generale presso la Cassazione e primo presidente della Cassazione. Come vengono designati? Il Costituente è stato chiaro: vengono eletti questi componenti. I magistrati vengono eletti dai magistrati. Gli estranei, che sono o avvocati con un certo numero di anni di professione o professori universitari in materie giuridiche, vengono eletti dal Parlamento in seduta comune, e anche questo vi indica quanto importante sia questa cosa. Quindi tutte e due elezioni con corpi diversi, uno all'interno dei magistrati, gli altri invece il massimo organo di rappresentanza, che è il Parlamento, rappresentanza di noi cittadini. E la riforma cosa cambia? La riforma ha deciso che ci siano 2 Consigli Superiori della Magistratura. Come ha separato le carriere dai giudicanti e dai requirenti, ha detto: per i pubblici ministeri c'è un Consiglio Superiore, per i giudici ce n'è un altro. Poteva anche essercene uno solo. La riforma ha deciso che ci sono 2 Consigli Superiori della Magistratura. Ovviamente nell'uno la componente togata sarà fatta di pubblici ministeri, nell'altro la componente togata sarà fatta di giudici. Sempre il Presidente della Repubblica che presiede, e invece poi ci saranno o il Procuratore Generale o il primo Presidente della Cassazione, che, come ho detto, sono i vertici dei giudicanti e dei requirenti. La proporzione tra giudici e non giudici, tra togati e laici, è la stessa, cioè non ha distinto la riforma, quindi sempre 2/3 gli uni e 1/3 quell'altro. La modalità, quello che cambia fortemente però è la designazione. Viene totalmente abolito il sistema elettivo. Non si eleggono più le persone, ma si sorteggiano. Quindi il corpo dei magistrati non elegge più, il Parlamento in seduta comune non elegge, cioè non c'è una designazione mediante elezione, ma si lascia alla sorte. Con una differenza: mentre per quanto riguarda la componente dei magistrati il sorteggio è puro, cioè
adesso non saranno tutti 9.000, forse ci sarà qualche, come dire, selezione di disponibilità, insomma, ma astrattamente i 9.000 magistrati sono tutti dentro al bussolotto e il bambino con la benda ne tira fuori il numero che serve a caso. Invece, per quanto riguarda la componente laica, si dice che c'è un sorteggio cosiddetto temperato. Il Parlamento in seduta comune tramite elezione fa un elenco di avvocati o di professori universitari, quelli che abbiamo detto prima con le caratteristiche che abbiamo detto, fa prima un elenco e poi all'interno di questo elenco c'è il bussolotto, il bambino con la benda che tira su i numeri. Quindi diciamo c'è un passaggio ulteriore. Le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura dei due consigli rimangono quelle di prima, con una esclusione di cui parleremo dopo, che è la patologia, cioè le sanzioni disciplinari, ma ne parleremo dopo. Facciamo la fisiologia della vita di un magistrato, sarà così governata. Adesso allora la parola al no, facciamo l'alternanza. Allora, non sono due CSM, il CSM unico fa tante cose, fa il CSM per i giudicanti, per i requirenti e fa l'attività disciplinare. Se ne creano tre, anche qui non serve dire nulla, bisogna essere molto stretti, quindi non farò esempi, ma lo capite da solo che tre al posto di uno sono molto indeboliti e siccome sarebbero lì per tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, tre indeboliti non sono quello che serviva, ma non è questo su cui voglio insistere, su cui voglio sottolineare, è questa storia del sorteggio, che è quella che mi fa perdere la pacatezza, perché questa cosa mi rattrista, mi sconforta, mi fa davvero arrabbiare, perché la separazione delle carriere potrebbe avere anche un senso, quantomeno era una battaglia teorica, è sbagliata, ma vabbè, si può discutere, ma del sorteggio no. Il sorteggio è lo sberleffo, la presa in giro dei magistrati. Non serve neanche ai sostenitori della riforma, li sentite mai dire vogliamo la riforma costituzionale del sorteggio? No, perché si vergognano perfino loro di questa cosa. Gli avvocati qualche anno fa avevano fatto un documento in cui definivano il sorteggio proposto per il CSM dei magistrati con delle parole che noi non usiamo neanche usare, da quanto erano dure. Adesso però si può cambiare idea, certo, si può cambiare idea per certi motivi, ma già loro sapevano che questa cosa è veramente una cosa, un obbrobrio, perché dicono, ecco qui ricominciano gli slogan facili, ingannevoli, ma se un giudice può dare l'ergastolo, perché non può nominare uno del CSM? Perché i giudici non sono tutti uguali, perché non siamo fatti per fare quel lavoro lì. Noi abbiamo fatto un concorso di magistratura imparando il diritto. Per fare il consigliere del CSM ci vogliono altre cose, capacità gestionali, capacità organizzative, ci vuole anche la voglia di farlo. Io non ho voglia di farlo, faccio il giudice da 35 anni e non ho mai chiesto di andare al CSM. Io, che sono un giudice, posso dare 30 anni a una persona, ma non posso scegliere chi mi governerà, non posso scegliere chi valuterà il mio lavoro, non posso scegliere chi deciderà i miei capi. Posso fare un ergastolo, ma non posso decidere chi mi governa. Non sono capace, dicono, non siete capaci di autogovernarvi, per quello vi estraiamo a sorte. Ma scusate, chi estraete? E perché lo estraete? Perché dite che non siamo capaci? Perché non lo applicate agli altri organi costituzionali? Perché non estraete a sorte i parlamentari? Perché non estraete a sorte i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e neanche quello degli ingegneri, ma neanche quello dei periti agrari, ma neanche quello di nessuno? Nessuno fa il sorteggio per auto-organizzarsi, nessuno lo fa. Ci sarà un motivo per cui nessuno lo fa. Lo sorteggereste voi l'amministratore del condominio, il rappresentante di classe? No, e sono cose da poco. E
coloro che decidono l'organizzazione di uno dei poteri dello Stato deve essere sorteggiato. I magistrati non sono tutti uguali e quando sorteggeranno a caso sui nostri 8.500 poveracci che siamo, troveranno quello che ha 2 bambini piccoli e che non c'ha voglia, troveranno quello vecchio e anche un po' stanco, quello che a Roma di starci 5 giorni alla settimana non c'ha proprio voglia. Quelli andranno a fare il CSM e manco si conosceranno. E chi sono questi? Che garanzie danno di fare una cosa utile, di fare una cosa sensata? Beh, ma certo, se può dare una condanna, può fare anche questo lavoro qua, e no, l'ergastolo non lo dà un giudice, l'ergastolo lo danno 15, ci vuole un PM, un giudice, un GIP, un giudice di primo grado, un giudice d'appello che sono 3, ci vuole la Cassazione che sono 5, ci vuole un PG, ci vogliono 15-20 magistrati per confermare una condanna. Invece questo sorteggiato sarà privo di riferimenti, sarà privo probabilissimamente, come me, di una cultura ordinamentale, perché io non ho mai voluto interessarmi di queste cose. Sarà senza collegamenti con gli altri, non si conosceranno nemmeno, saranno, come diceva Totò, dei giudici sparpagliati, buttati là, con poca voglia di fare, con nessuna competenza e buttati là, senza nemmeno conoscersi, e gli diranno bisogna nominare il procuratore di Caltanissetta. Io sto in Friuli, che ne so qual è il problema di Caltanissetta, che ne so di questa persona che mi proponi se farà le cose di mafia o le cose di immigrazione o se farà i borseggi dentro i supermercati, non lo posso sapere e non ho nessuno che me lo dica, e questi saranno lì chiamati a fare una cosa che neppure chiedevano di fare, e saranno chiamati e non conteranno niente, perché sì, ai magistrati il sorteggio puro, bussolotto e via, ma gli altri, i 6 che sono indicati dalla politica, non sono sorteggiati. Sì, sono sorteggiati da un elenco, e calma, da quanto grande è questo numero? Sono 6? Quanti ne mettete nel bussolotto? Ne mettete 12? Ne mettete 7? Beh, e chi vi dice di quanti metterne? Nessuno ve lo può dire al di sopra di quello che volete fare. Fate quello che volete, perché una volta ci volevano 3/5 dei parlamentari per disporre chi entrava in CSM, quindi erano garantite le rappresentanze di tutti. Adesso basta la maggioranza semplice, cioè chi basta? Basta il governo, che decide che in quel bussolotto ci vanno 7 nomi e sono i miei. E li ho chiamati uno per uno e gli ho detto dovete fare questo. E quindi avremo 6 che saranno uniti, si conosceranno, saranno lì per un mandato preciso da parte del governo, contro 9 sparpagliati che poca voglia di fare queste cose hanno, non hanno le capacità, e si troveranno di fronte a questa falange. E chi governerà i CSM? Concretamente, chi farà le cose che devono essere fatte? Chi avrà la forza, le informazioni, la coesione per fare le decisioni finali? Non certo i 9 sparpagliati. E se non l'hanno mai fatto per gli altri organi costituzionali, ci sarà un motivo. E perché lo fanno per i magistrati? Ve l'ho detto perché. Perché è uno sberleffo, è una presa in giro. Vi separiamo le carriere, ma non ci basta. Vogliamo abolire le correnti. E allora cosa facciamo? Facciamo il sorteggio. Arrangiatevi. Volevano già abolirle le correnti, come se fossero il male assoluto. Dicevano, sono il male assoluto, basta elezioni con le liste. Facciamo le elezioni, chiunque si presenta può presentarsi a essere votato, non ci sono più le liste, c'è un elenco uninominale. In 20 anni sono stati eletti più di 70 consiglieri superiori, erano tutti appartenenti a quelle associazioni culturali di cui anch'io faccio parte di una. E perché sono stati eletti tutti quelli e non uno di quelli che si presentavano a caso perché aveva voglia di presentarsi, chissà chi si crede? Perché so che cosa pensa, perché so che ha una cultura, perché so che si è confrontato con me, perché so chi è. A quello do il mio voto, non allo sparpagliato che vuole presentarsi. Avvocato Fogliato. Sì, allora, premessa la mia stima incondizionata per il presidente Miazzi, com'è inevitabile qui, diciamo,
lo scontro si fa duro, no? Perché i toni sono stati particolarmente tribunizi, da tribuno della plebe. Allora, Avevo tanto per premesso. cominciare, la parola correnti è venuta fuori solo alla fine en passant e poi è stata definita associazioni culturali le correnti. Le correnti non sono associazioni culturali, spero che abbiate letto il libro di Palamara. Hanno condizionato, avvelenato la vita della magistratura, hanno posto in pericolo la democrazia, hanno posto, visto che i toni sono questi, hanno posto in pericolo questo cosiddetto potere, che ripeto non è un potere, è un ordine così definito dalla Costituzione, perché anche montarsi un po' la testa, no, col potere, questo è un ordine. Lo hanno veramente distrutto e i primi, basta girare, smanettare in internet per trovare i magistrati, quelli che si dolgono del fatto che se non sei iscritto a una corrente all'interno, che è un partito politico, non è un'associazione culturale, sono partiti politici con un orientamento ideologico preciso, alcuni più di altri perché alcuni sono fortemente ideologicizzati e francamente un giudice ideologicizzato fa paura, perché è vero che anche loro, perché loro dicono sempre, banalizzano, no? Ma anche noi abbiamo il diritto alle nostre opinioni, nessuno vi toglie il diritto alle opinioni, ma se le opinioni diventano il portolano della vostra vita nel giudicare gli altri esseri umani, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perfino l'associazionismo della magistratura andrebbe contingentato, perché se diventa un esondare nella politica e lo diventa in continuazione, c'è qualcosa che non va. Allora, per le correnti si doveva intervenire. Questo motteggiare il sorteggio è, come posso dire, un po' naif, perché fra l'altro si avvale di una cultura formalistica, illuministica, che non tiene conto di secoli di storia. Voi siete qui in una istituzione, avete dei busti di soggetti che hanno governato il Mediterraneo per 1100 anni. Sapete qual era il segreto principale, oltre all'elezione al collegio? Era il sorteggio. Per l'elezione del Doge c'erano 9 passaggi, tutti tramite sorteggio, e le eleggevano degli elettori, i quali a loro volta venivano sorteggiati, eleggevano altri elettori finché si arrivava all'ultimo passaggio, e lì si dirà, beh, almeno lì gli ultimi 9 indicavano un nome. Sì, indicavano un nome, dopodiché i nomi venivano tolti dal bussolotto, non c'è nulla di divertente in questo, tant'è vero che in realtà è quello del ballottaggio, to ballot, lo dicono gli americani, dal veneziano ballottar, veniva preso proprio a sorte. La sorte non è una negazione della democrazia. Dal punto di vista filosofico, anzi, è l'affermazione della democrazia. Perché quando vi è una degenerazione, un'oclocrazia, una demagogia, una presa di potere da parte di chi dovrebbe, secondo Costituzione, solo applicare la legge ed essere soggetto solo alla legge, e invece così non è. E ne abbiamo dimostrazione piana. Io non ho né il tempo né la voglia, e non serve che mi dilunghi in questo, perché sappiamo come sono andati gli ultimi 20-30 anni di storia repubblicana. Gli altri 6 non sono sorteggiati, addirittura ho sentito dire, mi dispiace Presidente, mandato preciso da parte del governo. La Costituzione parla di Parlamento in seduta comune addirittura. Parlamento in seduta comune. Il governo c'entra assolutamente nulla. Dire poi, il sorteggio potrebbe essere da un numero di 7, ne sorteggiano 6, beh vabbè. Allora se questo è il livello della discussione, è chiaro che non abbiamo, come è stato detto, la legge ordinaria. È chiaro che nessun Parlamento adotterà leggi di truffa a una norma costituzionale. Perché vi è un sorteggio? Qual è la logica? Perché sembra una boiata. Qual è la logica di un sorteggio temperato? Si chiama così quello che prevede alle spalle la compilazione di un elenco e la votazione, l'elezione di una serie di soggetti che verranno sorteggiati, e il sorteggio puro, cioè quello dei magistrati. Ma è chiaro, è il contrario di quello che è stato detto. I magistrati non sono 1 milione, sono poco più di 9.000, 9.500. Poi vedremo anche velocemente i 2.000 di cui sento prima fuori controllo.
sono circa 9.500, fanno uno stesso concorso. Io non sono d'accordo con il reclutamento a concorso, ma non è questo l'argomento di oggi. È così attualmente. Lo stesso concorso è un concorso poco più che universitario, tutte le stesse materie, e vanno là e con una preparazione teoretica, dopo poco tempo di pratica, decidono le vostre vite e i vostri patrimoni. Tutti, dal primo all'ultimo. Tutti sono in grado di decidere. Il presidente diceva, scusate, perché un po' anch'io mi arrabbio, perché ne va della libertà personale, del futuro di ognuno di voi, di ognuno di noi. Posso dare 30 anni, ma non posso decidere chi ci governa. Sì, però puoi dare 30 anni e non puoi invece essere adeguato a entrare nel CSM, vi rendete conto? Possono dare l'ergastolo e non possono decidere, come dice la Costituzione, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, i conferimenti di funzioni. Spero che stiate scherzando. Spero che stiate scherzando. Una preparazione per mettere le persone all'ergastolo, ma non puoi organizzare la carriera dei colleghi. All'alta corte ci arriveremo dopo. Perché c'è un sorteggio temperato e un sorteggio puro? Proprio perché sono pari, sono solo 9.500, saranno poi 2.000, poco più, e 7.000 quegli altri. Sono pari tra di loro, sono pari grado, pari ordinati, partono dai medesimi presupposti, arrivano al medesimo approdo. Questa è la cosa, non sono politici, mentre il Parlamento in seduta comune, quello sì deve preparare una serie di soggetti, non il governo, il Parlamento in seduta comune, all'interno dei quali si farà il sorteggio, perché lì c'è la nomina politica, lo prevede la Costituzione anche oggi che vi siano nomine politiche. La nomina politica ha una logica politica, la nomina professionale ha una logica professionale, ma loro vogliono fare i politici. Ecco perché si lamentano. Tant'è vero che qual è stata la prima doglianza? Qual è stata? 3 al posto di 1 sono indeboliti. Ecco il punto debole. Ci indebolite. Con la divisione divide et impera ci indebolite. Quindi la preoccupazione è questa. I 2.000 separati, rimaniamo sempre in tema CSM, non vado fuori perché c'è il CSM dei requirenti. I 2.000 separati, è stato detto, saranno fuori. Chi li controllerà? Saranno un corpo separato, fuori controllo. Ma come? 9.500 sono perfettamente in grado di governarsi, 2.000 saranno una scheggia impazzita nelle mani del governo. Ma se è stato fatto proprio per contrastare l'obiezione che finivano sotto la politica, il doppio CSM, per garantire definitivamente l'indipendenza, sul modello portoghese l'unico, perché Spagna, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, tutti i paesi democratici hanno la separazione delle carriere, ho finito, con la sottoposizione del pubblico ministero al potere politico. In Italia non è stato fatto e per fortuna c'è l'indipendenza, non che va bene l'indipendenza. Bene, si sta riscaldando l'atmosfera. Non c'era dubbio. Sì. Veniamo al terzo e ultimo argomento, che in realtà, l'avrete già capito, è collegato sempre al Consiglio Superiore della Magistratura. L'abbiamo tenuto a parte perché appunto si parla di un altro organo che viene istituito e anche perché riguarda un po' la patologia, mentre quello che abbiamo detto prima riguarda la vita normale, diciamo, dei magistrati. Qui parliamo di disciplinare, cioè quando un magistrato commette, diciamo, qualcosa che non va. Può essere un reato, può essere un illecito disciplinare, insomma qualcosa che non è corretto secondo legge. Non sto a dirvi, c'è proprio un'elencazione degli illeciti disciplinari che possono commettere e purtroppo commettono anche i magistrati. Allora, la situazione attuale è questa. Il potere disciplinare, cioè il potere di irrogare una sanzione disciplinare che va dalla censura fino alla destituzione, come è successo appunto a Palamara, citato dall'avvocato Fogliata, è dalla Costituzione attuale una delle prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, oltre a tutte le cose che abbiamo detto prima, si occupa anche
come dire, di celebrare i procedimenti che riguardano i magistrati. L'iniziativa di questi procedimenti è o del Procuratore Generale della Cassazione o dello stesso Ministro, ma poi a decidere è il Consiglio Superiore. Diciamo che è una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura, siccome ha tante competenze, è diviso in tante sezioni e normalmente i consiglieri possono girare nel corso dei 4 anni di mandato, anzi girano perché cambiano continuamente le composizioni delle commissioni. Quella che si occupa del disciplinare, essendo una funzione, tra virgolette, giudicante, perché lì viene fatta un'incolpazione al magistrato e c'è una sorta di microgiudizio, insomma, questa deve rimanere sempre con gli stessi componenti. Inoltre, i componenti di questa commissione non possono fare parte di altre commissioni che potrebbero avere qualche, come dire, qualche condizionamento, e sono per esempio quelle sulle progressioni in carriera, eccetera. Quindi insomma ci sono delle regole un po' particolari che disciplinano questa sezione, però tutto all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma invece toglie questo potere al Consiglio Superiore, anzi ai Consigli Superiori, perché abbiamo detto che saranno 2 con la riforma, e diciamo dà tutta questa attività disciplinare a un altro organo, ne fa un terzo, che si chiama Alta Corte Disciplinare. Questa Alta Corte Disciplinare i componenti vengono individuati in 3 maniere diverse. Una parte di questi componenti viene, designata dal Presidente della Repubblica. Una parte è fatta di magistrati ed una parte è fatta di componenti estranei. Queste 2 componenti, anche queste, vengono sorteggiate alla stessa maniera più o meno di quanto accade per il Consiglio, per i 2 Consigli Superiori della Magistratura. In questa però Alta Corte non potranno andare tutti i magistrati, ma solo quelli che si dice hanno esercitano funzione di legittimità. Insomma, dicendo in parole semplici, quelli che sono ai vertici della magistratura, cioè la Cassazione. Quindi solo questi potranno essere sorteggiati. Una caratteristica, ecco, dimenticavo, del procedimento disciplinare attuale è che contro le decisioni della sezione disciplinare si può ricorrere in Cassazione, cioè il magistrato condannato ricorre in Cassazione se si lamenta, se si duole dell'ingiustizia della decisione. Con il nuovo sistema, invece, le decisioni dell'Alta Corte Disciplinare saranno, impugnate presso la stessa Alta Corte Disciplinare, ovviamente con dei componenti diversi, cioè se noi 3, componenti della commissione abbiamo condannato il magistrato, si ricorrerà sempre a noi come organo, ma con una composizione fisica di persone diverse. A chi tocca adesso? L'avvocato Poi lo stesso. Poi parto io, non è un problema. Decidete voi. Fanno molto gentiluomini. Non c'è problema, ognuno ha i suoi argomenti, io credo di averne tanti. Quando mi fai partire me lo dici. No, se me l'ho dimenticata. Insomma, vedi, sono... Siete corretti. Allora, non posso non cominciare dicendo che in questo palazzo vediamo i rappresentanti di una repubblica che è durata più del Sacro Impero Romano, eccetera, eccetera, avrà avuto i suoi motivi, fra i quali non c'è l'estrazione a sorte del Doge, c'è tutto un meccanismo complicato di 9 passaggi, un po' si estrae, un po' si scrivono i fogliettini, alla fine
non si fa l'estrazione a sorte, si estrae uno, ma se non prende la maggioranza dei voti, non mi ricordo più se 41 o 43 finali, si scarta e se ne fa un altro, finché meravigliosamente alla fine viene nominato il doge che fin dall'inizio si voleva nominare, perché il meccanismo era quello. E l'altro argomento molto suggestivo era: ma se potete dare l'ergastolo, perché non vi potete organizzare? Scusa, se potete difendere uno che è accusato di una cosa per cui va all'ergastolo, perché non potete organizzarvi anche voi? Perché voi non li prendete tutti gli avvocati per auto-organizzare, visto che tutti possono andare a difendere davanti a un collegio penale che vuole mandarli all'ergastolo? E l'elenco è quello, ma invece viene ristretto. Allora l'alta corte è veramente qualcosa di anticostituzionale, nel senso che va contro quello che sono i principi della Costituzione. È un giudice speciale che non consente ricorso per Cassazione, è un giudice speciale nonostante la Costituzione dica che è vietata l'istituzione di giudici speciali, però una norma costituzionale può fare quello che vuole, perché è una norma costituzionale. Che non fossero questi i principi per i quali questa Costituzione è stata fatta non ha importanza. L'Alta Corte è un unicum, è prevista solo per i magistrati ordinari. Visto che facevano la riforma, potevano farla anche per la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, no, solo per i magistrati ordinari, perché noi forse non siamo capaci di disciplinarci da soli. Gli avvocati invece sono capaci, il loro consiglio di disciplina non è eletto stato a sorte, è nominato. Gli ingegneri, tutti quelli che volete, sono tutti capaci di disciplinarci, i loro consigli di disciplina sono interni, i magistrati no, perché non sono capaci. Evidentemente questa voglia di garantirci possiamo dare l'ergastolo, ma non siamo capaci di fare quando va bene siamo capaci di tutto, in questo caso non siamo capaci di disciplinarci, quindi ecco di nuovo il sorteggio puro, ecco di nuovo i 6 sparpagliati di giudici, i 3 sparpagliati pubblici ministeri, ed ecco di nuovo i 6 politici, tutti che vengono dalla stessa maggioranza, perché la maggioranza semplice in seduta comune, ma sempre a maggioranza semplice, quindi la maggioranza che sostiene il governo, e quindi, scusate, senza far tanti giri, il governo sceglie quelli da mettere nel bussolotto, li sceglie lui, nome per nome. E non bastano, non credo che faccia fatica a trovare 6 avvocati che ce l'hanno coi giudici, non credo, e neanche fa fatica a trovarne 60. E sembra uno scherzo, ma non è uno scherzo. Non c'è appello, non c'è ricorso per Cassazione per quello che decide questa Alta Corte, perché se le robe si fanno bene. A chi si fa l'appello, visto che non c'è ricorso per Cassazione? Alla stessa Corte, in diversa composizione, ma allo stesso gruppo, ma no come i magistrati che sono 6.500 giudicanti. No, sono 15. E quindi qualcuno farà il primo grado, qualcuno farà il secondo grado. Sembra uno scherzo, perché se uno ruba le merendine al supermercato, va da un giudice, poi fa l'appello, ne trova 3 diversi, poi fa Cassazione e ne trova altri 5 diversi, di 3 organi diversi. Invece un giudice che viene espulso dalla magistratura, da questa Alta Corte formata, come abbiamo detto, dagli sparpagliati sorteggiati, da quelli mandati nominativamente, quello non può fare ricorso per Cassazione e fa appello agli stessi. Sembra uno scherzo, ma non è uno scherzo. Io credo che gli avvocati dovrebbero essere i primi a ribellarsi davanti a un obbrobrio, cioè all'impedimento reale, non formale, di avere un appello, un riesame delle decisioni di un giudice. Anche se poi questa cosa è anche un paradosso, perché qui giudici e PM, che sono visti come cose che devono essere tenuti distantissime, sono messi insieme, perché l'Alta Corte è comune, quindi i PM possono fare i PM e anche andare a giudicare i giudici non possono invece fare i PM. Il problema della colleganza, no? I giudici che danno il tuo ai pubblici ministeri, che è terribile, un giudice che nel privato, mica in udienza, anche se a forza di dirlo sembra quasi che lo facciamo in udienza, i giudici che in privato danno il tuo al pubblico ministero, che non si faccia mai perché altera le sentenze. Questo
questa cosa riprovevole, che per i giudici PM viene considerata così riprovevole, per l'Alta Corte è il sistema, perché sono 15 che fanno primo e secondo grado, che, scusate, si daranno del tu almeno questi, visto che devono stare 4 anni insieme, si daranno del tu, faranno la cena di Natale insieme. Ecco, quelli vanno bene, lì la commistione va bene, anche se si danno del tu. Se i giudici di appello di una condanna in primo grado al ladro di merendine fosse fatta dagli stessi giudici, dagli giudici della stessa sezione, farebbero le barricate gli avvocati e avrebbero ragione. Qui non le fanno le barricate, non interessa. Quanto? Un paio di minuti. Sapete che noi non siamo capaci di fare i disciplinari, no? Perché ci assolviamo sempre. Non è vero. I dati dicono che la giustizia disciplinare in Europa, il CSM italiano è il più severo, perché ogni anno punisce lo 0,5% del totale dei magistrati, che sembra poco ma è tanto, perché in Spagna punisce lo 0,2%, in Francia lo 0,1%. Le azioni disciplinari contro i magistrati, le condanne del CSM, qui abbiamo i dati della Procura Generale, sono i dati formali. Ci sono ogni anno 51 sanzioni, che sono lo 0,5%, poi vanno in appello alle sezioni unite, altri vengono riviste, però la giustizia disciplinare funziona. Palamara sì, è la patologia. Palamara sì, ma sapete com'è finita con Palamara? Palamara era là assieme a altri 5 consiglieri del CSM e a 2 politici. Palamara è stato espulso dalla magistratura, i 5 consiglieri del CSM sono stati fatti dimettere, i politici sono rimasti là. Lotti è rimasto là per tutta la legislatura, poi è stato trombato alle elezioni dopo, ma adesso sta facendo un lavoro simile. Ferri è stato rimesso in magistratura perché era un magistrato distaccato, sapete dove è adesso? Al Ministero Connordio, ma guarda che roba. E quanti sbagli fanno sti magistrati? Ve lo dico io quanti ne fanno. Gli errori giudiziari in Italia sono mediamente negli ultimi 15 anni 7 all'anno su circa 1.200.000 sentenze. I giudici sono sdraiati sul pubblico ministero, fanno quello che dice il pubblico ministero. Bene, su queste sentenze più del 50% è di assoluzione, il 40% in primo grado e poi Cassazione sdraiati. Sarebbero quegli sdraiati quelli che bocciano il 50% delle richieste dei pubblici ministeri. Siete abbastanza bravi però, Devo dire che applauso ve lo meritate. A mantenere nei termini, bravi. Prego, avvocato. Allora, partiamo dagli avvocati che sono capaci di autodisciplinarsi e i magistrati no, non siamo capaci di disciplinarci, dice il Presidente. Allora, intanto gli avvocati, ahimè, hanno un procedimento disciplinare che invece è una follia, perché noi abbiamo un primo grado considerato di natura amministrativa. Poi solo in Italia può accadere una cosa del genere, poi un secondo grado di fronte al Consiglio Nazionale Forense che, paf, d'emblée diventa di natura invece giurisdizionale. Non si è mai spiegato come questo mutamento di pelle sia possibile da un giudizio amministrativo a un giudizio di carattere giurisdizionale. E invece si spiega perché, guarda caso, all'improvviso il secondo grado del giudizio disciplinare degli avvocati vede la comparsa di un magistrato. È lì la garanzia della giurisdizionalità. Un procuratore generale di Cassazione seduto bello alto nel nostro procedimento disciplinare che muta le sorti della natura della disciplina degli avvocati, altro che indipendente. E poi arriva il terzo grado. Qual è il terzo grado? La Cassazione. Per cui tutto è il giudizio disciplinare degli avvocati, fuorché indipendente, fuorché autonomo, fuorché autodisciplinato, ma alla fine dipende esclusivamente dall'intervento della magistratura, anche lì. Quindi proprio l'esempio è completamente sbagliato. Non c'è ricorso per Cassazione, ma si fa appello agli stessi, e poi soprattutto un giudice che nel privato dà del tuo al pubblico ministero scandalizza, mentre che costoro si diano del tuo all'interno dell'Alta Corte non scandalizza. Mi pare che ci sia
una grande confusione. Il giudice che dà del tu, che poi dare del tu è ovvio che di per sé significa nulla, no? La professionalità non dipende da questo, è semplicemente un'esemplificazione di questa contiguità ambigua all'interno di una stessa carriera. E poi dare del tu nel privato è un discorso, dare del tu nei corridoi della pubblica amministrazione è un altro. Entrare nell'ufficio di un collega mentre l'avvocato fuori aspetta disciplinatamente di essere ammesso in udienza dal giudice, mentre il collega pubblico ministero entra direttamente, questo è un classico che è assolutamente innegabile ed è significativo di quella che è la situazione. Che i giudici dell'Alta Corte si danno del tu come se lo danno e se lo daranno sempre i giudici veri e propri, non comprendo il paragone con la differenza tra pubblici ministeri e giudici. Palamara è stato espulso dalla magistratura, è una mela marcia. No, Palamara è stato il capo espiatorio. Palamara non era la mela marcia, era l'espressione del marciume del sistema che è rimasto, che è ancora lì, fisso, immobile, immutato. Hanno semplicemente individuato in una serie di soggetti i responsabili di tutta una situazione che, se rimarrà così com'è la struttura del CSM, della progressione di carriera, ma soprattutto dell'intervento nefasto delle correnti, sarà sempre questo. Il sistema sarà sempre questo. La patologia è il sistema correntizio, non il fatto che vi sia un sorteggio o quant'altro. È il sistema delle correnti che va spezzato. La magistratura non può dipendere dalla divisione in partiti politici. Guerre intestine, guerre per bande sono ancora in corso e vanno assolutamente impedite, vanno spezzate, perché non stiamo parlando degli avvocati, che sono dei privati cittadini che svolgono una pubblica funzione, ma sono degli impiegati, dei privati cittadini. Stiamo parlando, come è stato enfatizzato, di un ordine, qualcuno dice di un potere dello Stato, i cui organi sono nella Costituzione, quindi è lì che si accende il faro, è lì che va la cautela. Il 40-50% delle assoluzioni è un dato terrificante che mostra come oggi vi sia evidentemente nelle procure della Repubblica un qualcosa che non funziona a proposito del pubblico ministero equo e imparziale con la cultura della giurisdizione, perché se si arriva al 50% delle assoluzioni vuol dire per converso che il 50% delle indagini e delle incriminazioni e dell'esercizio dell'azione penale è completamente sballato, perché persino i loro colleghi giudici arrivano a sottolinearlo con una sentenza di assoluzione. In realtà il sorteggio anche qui ha la stessa funzione che nei due CSM, quindi spezzare il fatto che attraverso la partecipazione ad una corrente o ad un'altra si veda l'incolpato nel giudizio di disciplina in un modo o in un altro, sia trattato in un modo o in un altro, e veramente mi stupisce molto davvero che vi sia questa idea conservativa, tipica italiana, conservativa a tutti i costi, di un sistema che ormai ha mostrato tutte le sue crepe, questo terrore da parte soprattutto spesso di chi si definisce progressista nel progresso, cioè nel cambiamento, questo terrore di un cambiamento che dovrebbe portare finalmente una ventata di maggior democraticità e di maggior imparzialità. Tenete presente che è stato l'Alta Corte è stata ideata in un modo molto prestigioso, in un certo senso ricalca le modulazioni della Corte Costituzionale. C'è un'elezione di 3 da parte del Presidente della Repubblica che dal mio punto di vista è l'unico difetto, perché qualcuno aveva messo in evidenza che anche la Corte Costituzionale è un'anomalia in tutto il mondo occidentale. 5, un terzo eletti dal Presidente della Repubblica. Qui di nuovo torna il Presidente della Repubblica. A volte sembra una Repubblica presidenziale già quella di oggi. 3 dal Presidente della Repubblica, gli altri dal Parlamento col sistema del sorteggio in seduta comune. Se il Parlamento in seduta comune è semplicemente il braccio armato del governo,
allora il sistema costituzionale, Presidente, salta, perché certo c'è una maggioranza, ma il Parlamento è una garanzia di democrazia, non è l'esecutivo, è il legislativo, è un altro potere, altrimenti mi state dicendo che l'esecutivo di per sé, sol perché è esecutivo e perché ha la maggioranza il Parlamento che lo elegge, quindi è il contrario, il Parlamento che controlla a casa mia il governo, ha in mano il Parlamento, ha in mano il CSM, ha in mano tutto sol perché è il potere esecutivo? Sì. Sto ancora pensando, e ho chiuso, a quei poveri 2000 pubblici ministeri senza casa, disperati, che vagheranno come degli atomi in cerca di un'aggregazione, come elettroni anzi, in cerca di una aggregazione a qualche atomo, fino a che tac, come una magnete da qualche parte verranno presi, e quel magnete non può essere che il governo che controlla tutto, il Parlamento, cioè, altro che sistema democratico dei cosiddetti padri costituenti. Qui sembra che siamo già in un sistema orwelliano di controllo del potere del governo. Bene, allora... Ci dai 2 minuti a testa ancora, visto che ci sono appunto delle cosine che andrebbero puntualizzate dopo, sentiamo le domande. No, perché io vorrei... No, è come non so, quella del ballottaggio del Doge, cioè io quella a proposito, dire, quella è ballottaggio, solo una notazione storica, se mi lasci, Presidente, solo storica, nessuna polemica, solo storica. Sì, è vero che allora mettevano il nome, alla fine gli ultimi eletti, 9, mettevano nome, quindi potevano essere, per dire, 9 nomi, però poi quel nome veniva, per decidere cominciare la votazione, veniva sorteggiato. Ma doveva avere i voti, però. Doveva avere i voti, poi veniva messo a parte, poi veniva sorteggiato. Veniva sorteggiato anche il secondo e il terzo. Certo, ma sorteggiato. Doveva avere i voti, però. Sì, certo. Fin quando arrivava quello che aveva i voti. Però non è andata sempre come pensavano, anzi. No. Vabbè, allora, intanto io farei un applauso ai nostri due... Faccio anch'io, posso farlo? Allora, no, minuti a me, 2 minuti a lui. Dicevo, guardate, abbiamo assistito a tanti dibattiti. Io vi assicuro che questo dibattito è non solo fatto da persone competenti, persone oneste, persone di qualità, e credo che abbiano anche fatto comprendere bene le diverse posizioni senza fare delle polemiche sterili, anche se sono stati piuttosto accesi. Io però farei qualche domanda. Poi se il Presidente Miazzi vuol dire qualche cosa... Neanche mi lasci dire che questa cosa del Parlamento, che è una garanzia, quella volta che hanno detto che Ruby era la nipote di Mubarak, mi ha lasciato un po' perplesso. Vabbè. Non ho repliche perché non difendo determinate compagini politiche. Allora, io vi chiederei però cortesemente di fare delle domande, cioè non fare delle... avrete sicuramente delle cose molto interessanti da dire, però di fare delle domande. Prego. Sì. Allora, la legge che istituisce le carriere dei giudici è del 2006. Dal 2006 a oggi è cambiata 10 volte, senza bisogno di riforma costituzionale. All'inizio prevedeva che i giudici dovessero, quelli che erano passati al concorso, prevedeva che dovessero nel giro di 3 anni decidere, intanto dovevano scegliere subito, per essere ammessi al concorso, a quale carriera volevano accedere, se inquirente o giudicante, pena l'esclusione. Dopodiché, entro 3 anni, potevano decidere di cambiare carriera facendo, credo per titoli. Il che in origine, cioè 20 anni fa capire che c'era già di fatto una separazione. Poi negli anni la legge è cambiata e è stato possibile cambiare carriera 4 volte, e questo fino al 22, che di nuovo si è tornati che si poteva cambiare carriera una sola volta. Sì. Tutto questo è avvenuto senza nessun passaggio di tipo costituzionale. Allora io mi chiedo che bisogno c'era di una riforma costituzionale se si voleva
semplicemente dividere le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Sarebbe bastato andare a prendere la legge 160 del 206 e successive modifiche e togliere la possibilità ai giudici di cambiare carriera nel corso della loro vita. Anche se io trovo del tutto ragionevole che come era la lezione originaria, che nei primi 3 anni uno potesse scegliere se fare una carriera o l'altra, perché magari uno è inesperto, ha scelto di fare l'inquirente e poi capisce che non è la sua vita ed è meglio. Grazie. Ringrazio moltissimo la Presidente perché ho verificato, ho un grande feedback di persone che non hanno conoscenze elementari di diritto e hanno difficoltà, e quindi la mia domanda ad entrambi, che mi fa molto piacere perché è difficile trovare discussioni così, insomma, quasi tranquille tra avvocati e giudici, però rispetto a questa cosa volevo sapere perché è stato richiesto, non so se era la stessa domanda di prima, un tema così importante con un dettaglio che non può essere spiegato alle persone se non in questa maniera, e precisamente per spiegarmi se il senso, ho condiviso il senso di quello che dite, soprattutto per l'avvocato, per lei che cos'è un approccio sistemico di cui ha detto rispetto a quello che è previsto come accusatorio, come quello previsto dalla legge? E poi perché i criteri come la maggioranza semplice o la maggioranza qualificata non possono essere messi in evidenza per decisioni così importanti, perché sono state evidenziate da tutte e due che la decisione è importante. Una maggioranza semplice esprime non molta attenzione alla particolarità, e poi, ripeto, la democratizzazione di cui lei ha parlato rispetto a paesi diversi, common law e rule of law, riguardano la democrazia o il metodo di democratizzazione, cioè il controllo dal basso dell'adeguatezza? Perché mi sembra, e mi permetto, che sia come il direttore di orchestra con gli orchestrali. Perché non è stata proposta una discussione con tutti i magistrati per evidenziarne criticità e vantaggi, invece che darle in pasto a persone, come ha detto la Presidente, che non sanno tanto neanche la differenza fra legge costituzionale e legge ordinaria? Grazie. Oggi esiste una mobilità tra politica e magistratura, nel senso che un magistrato può presentarsi alle elezioni ed è giusto, ma trova meno giusto che possa ritornare in magistratura. La legge, la riforma dice qualcosa in proposito o lascia tutto come adesso? Grazie. Un'altra là in fondo. Ne raccogliamo ancora 2 e poi lasciamo rispondere anche lei. Sì. Buonasera, una domanda molto semplice. Quali sono, a vostro parere, gli aspetti positivi o negativi di questa riforma nei confronti dei cittadini? Perché ho sentito parlare molto della carriera dei magistrati, degli organi di autogoverno, eccetera, eccetera. Grazie, veramente mi avete chiarito tanti punti. Vorrei capire quali sono gli effetti sui cittadini, che poi sono quelli che sono sottoposti alla giustizia. Bene, e un attimo c'era il signore, e allora chiudiamo poi con Giorgio Cecchetti, perché sennò ci sono troppe domande. Ve le siete segnate? Sì, io sto segnando. No, prima lui. Sì, confesso che ho avuto un momento di vertigine quando ho sentito dire che questa maggioranza di parlamentari di governo ha in mente norme progressive, stante il fatto che fino a ieri pensavo che fosse una maggioranza di conservatori e di reazionari. E quindi non capisco questa cosa qua, e aggiungo che ho difficoltà a comprendere come tutto questo possa avvenire, tenendo presente che abbiamo un sistema elettorale a liste bloccate, dove praticamente il Parlamento viene deciso dalle segreterie di partito, e quindi voglio dire, la cosa è abbastanza incomprensibile. Grazie. Non c'è libertà dei parlamentari. Sì, l'ultima. Allora, quelle che l'avvocato Fogliata ha chiamato le crepe della giustizia non sono state affrontate qui perché non sono affrontate dalla cosiddetta riforma.
quali sono le crepe? I tempi dei processi penali e civili, e quindi a cascata le questioni dell'organico, delle strutture, dei computer, eccetera. Le garanzie per l'imputato. Terzo, il problema sicurezza, no? Che con la Cartabia leggiamo i giornali che enfatizzano, ma la polizia arresta i borseggiatori e il giudice li rilascia. Questa riforma incide su questi tre problemi che sono fondamentali? Grazie. Allora, come ci dividiamo? Volete... Credo che daremo le stesse risposte, Come credo, volete, perché sì, se ti chiedono se bastava una legge ordinaria, non possiamo dire che sì, bastava una legge ordinaria, come hanno sempre fatto fino adesso. Allora a che serve il referendum? Questa è la domanda che sta sotto la domanda se serve una legge ordinaria, e sta sotto anche all'altra domanda: perché una legge così tecnica, che ho dovuto studiarmela anch'io, viene sottoposta al popolo, che ha diritto di non sapere che cosa vuol dire, ha il diritto di non sapere che cosa significa cambia il comma 3 dell'articolo 105 della Costituzione, e ha diritto anche di non aver voglia di andarlo a imparare. Però alla fine, che capiscono questa riforma, saranno 100.000 i giudici e gli avvocati e i professori, e ora che gliela spieghi facendo tutto quello che puoi fare in 2 mesi, arriveremo a 1 milione. Gli altri 49 milioni che vanno a votare voteranno, se questa cosa va avanti così, ed è molto triste, fuori di questa aula, dove è bello vedere tanta gente, fuori voteranno Meloni sì, Meloni no, perché questa è la tristezza di aver messo una legge così difficile, così delicata, la Costituzione, per un lavoro così, a persone che hanno il diritto di non sapere che cosa vanno a votare. A che cosa serve? Allora il referendum serve a fare il referendum, cioè a avere una pronuncia popolare che dice che i magistrati devono stare al loro posto, che i magistrati che non stanno al loro posto, con l'alta corte governata dal governo, perché è il governo, chiamatelo Parlamento, ma la maggioranza semplice significa il governo, punirà chi non sta al suo posto. Oggi si chiamano, parole non mie, quelli che remano contro. Quelli che applicano la legge o credono di applicarla giustamente in senso costituzionale sono quelli che remano contro. Domani che stiano attenti come fanno a remare. Presidente, rispondi alle domande però. Scusa, mi hai chiesto se basta una legge ordinaria, perché una legge così tecnica sottoposta al popolo? Cioè, mi pareva di aver risposto. Allora le altre 2 domande all'avvocato Fogliata. Sì, io cercherò di rimanere più nell'ambito tecnico, pur comprensibile a tutti. Allora, che bisogno c'era di una riforma costituzionale? Allora, mi viene in mente quella bella... abbiamo fatto parecchi incontri su questo, parecchie conferenze, nel processo a Luigi XVI, in cui vi era un avvocato, un certo De Sese, che si è trovato in grande difficoltà a esercitare il diritto di difesa, che era... alla faccia dell'illuminismo francese, estremamente compresso, e in cui a un certo punto lui si rivolge con grande coraggio, perché rischiava la testa, no? Perché spesso questi liberi pensatori sono liberi pensatori solo del loro pensiero libero, ma non di quello degli altri, per cui De Sese, che rischiava la testa, disse: io vi guardo, vedo in voi, cerco dei giudici, ma vedo solo degli accusatori. Voglio che ve lo ricordiate: cerco dei giudici, ma vedo solo accusatori. Quindi qualcuno aveva già ben in mente la distinzione totale, essenziale, apicale tra giudice e accusatore. E costituzionalizzare significa, mi pareva di averlo detto all'inizio, significa semplicemente rendere un principio di rango costituzionale, quindi un principio guida del nostro ordinamento giuridico, ma anche proprio delle nostre istituzioni, del nostro sistema, della nostra vita, come è stato fatto per il giusto processo. Ripeto, che bisogno c'era di mettere in Costituzione processo giusto? No, processo e processo. Giusto poteva essere con legge ordinaria, sono obiezioni prive di senso. Ci bastava una legge ordinaria che dicesse il giudice deve essere terzo e imparziale. No, si è messo in Costituzione. Qualcuno ritiene, e io sono tra questi, che invece sia talmente importante separare completamente il giudice dall'accusatore,
che questo andava posto tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Non è un feticcio, si toccano le Costituzioni. Io voglio che questo sia chiaro. Quando perfino i costituzionalisti francesi della Rivoluzione, alla fine Settecento, dicevano quello che il problema che ci poniamo è che non possiamo decidere noi cosa qui cristallizzare tutte le generazioni a venire. La Costituzione si tocca. E per fortuna vuol dire che la società si muove, che la politica avanza. Quando una società individua un principio fondamentale, sviluppatosi nel tempo, lo costituzionalizza. Qual è il problema? Non sono le tavole di Mosè. Questo è uno, che si collega alla domanda, secondo me interessante, di Cecchetti e del signore in fondo. Questa riforma incide su alcune cose, chiedeva Cecchetti. Tu hai detto i tempi dei processi, no, c'entra nulla, i tempi, non è fatta per i tempi, i grandi principi non sono per i tempi dei processi o per la sicurezza, no. Tu sei un uomo intelligentissimo, la domanda era a dolo specifico naturalmente, come si dice, no. Le garanzie per l'imputato sì, però, è fatto per quello, è quello che ripeto, che non ci sia un de ses che dice cerco il giudice e vedo un accusatore. Cerco magliette diverse come nella vignetta e io entro con la maglietta di una squadra e due hanno la maglietta di un'altra squadra. Questo è il punto. Certo che punta ad influire sull'imputato, perché vede, sempre a lei, lei pensava alla legge ordinaria e faceva l'esempio degli interventi sulla separazione delle funzioni. Questa è delle carriere, sono due cose completamente diverse. Cioè non ci si accontenta del fatto che due che appartengono alla stessa squadra, uno faccia l'attaccante e uno faccia il difensore. Si vuole che appartengano a squadre diverse. E questo è il principio di civiltà. È questo che si vuole mettere in Costituzione. Poi si può essere d'accordo oppure no. Ecco, lei pensa a progressisti e conservatori in senso politico. Io non sono qui a fare politica, non me ne frega assolutamente nulla. Io per progresso intendo semplicemente riformatori e conservatori, cioè chi si arrocca alla conservazione di uno status quo, in questo caso chi non vuole mutare una virgola della Carta Costituzionale, e chi la vuole riformare. C'entra nulla con conservatori e progressisti, destra-sinistra, lei ha detto, ha usato il termine reazionari, ma c'entra assolutamente nulla. Sì, posso. No. Dunque c'era Poi una domanda sui sul magistrati. passaggio magistrati, politica, Sì. andata e ritorno. La signora aveva chiesto, scusami Antonella, la Sì. signora aveva chiesto perché non è stata fatta una discussione interna tra magistrati anziché coinvolgere il popolo, quando vuoi. Sì. Sì, i magistrati possono essere eletti, poi tornare, sono sempre meno che entrano in politica, sono quasi tutti di centrodestra, quasi tutti. E una volta era diverso, cioè quando nella Costituzione non c'è scritto che i magistrati non possono essere iscritti ai partiti, una volta c'era un magistrato molto bravo di Ferrara che si era anche candidato a sindaco senza dover uscire dalla magistratura, ma erano altri anni. La sensibilità è cambiata, adesso non ce ne sono quasi più che entrano in politica, nessuno può essere iscritto a un partito, non può essere vietato perché non è vietato, ma l'ANM non vuole che ci siano magistrati iscritti ai partiti. Se è iscritto a un partito non può essere iscritto all'ANM. Siamo noi che abbiamo sentito che l'aria è cambiata e che il mondo chiede una apparenza di imparzialità ancora maggiore. La Costituzione allora aveva in mente che fosse tutelato il diritto di tutti ad avere le proprie opinioni, cosa che prima non era. E allora c'era anche un sistema, lo chiamano progresso, ma è un ritorno all'antico, è un ritorno al PM sotto il ministro. Gli avvocati, dice l'avvocato Fogliata, hanno il feticcio della separazione delle carriere. Sì, è vero, io comprendo, io rispetto il fatto che l'avvocato Fogliata si lamenta che magari i PM entrano dentro la stanza. Rispetto e capisco che ci sono dei giudici maleducati che in udienza si comportano male e che gli avvocati ci stanno male e detestano. È vero, ci sono, ma per queste cose cambiare la Costituzione
non serve e non basta, perché è l'educazione semmai che va insegnata. Qui, per avere questo feticcio della separazione delle carriere scritto nella Costituzione, gli avvocati vanno contro il loro interesse, perché abbiamo visto che con la separazione delle carriere, con i PM autonomi, loro avranno meno poteri nel processo e i cittadini avranno meno garanzie, perché questo è quello che succede quando sarà il ministro che dice: questi sono i reati da perseguire e questi sono i reati che non dovete perseguire, perché è già nella legge la possibilità di dare le indicazioni ai procuratori generali sui reati da perseguire con priorità. Quando diventerà non più un'indicazione ma un comando, finirà lì. Quindi gli avvocati che vogliono questo feticcio, scusi avvocato Fogliata, ma sembrano, pur di avere questo, accettano delle norme che vanno contro i loro interessi. Sembra la storia famosa del marito che voleva fare il dispetto alla moglie. E c'era anche la domanda, cioè, se sono stati consultati magistrati, avvocati, come è andata questa riforma nell'iter parlamentare? Parla lui stesso. Beh, è un dato oggettivo, credo, questo. È un dato oggettivo. Questa riforma è passata con 4 voti di fiducia uno dietro l'altro. Quale discussione si può avere se uno dice: vorrei dire una cosa? No, c'è la fiducia. Anche un parlamentare di centrodestra, non ricordo proprio bene, che vuole dire qualcosa sull'alta corte, ha detto: ma io vorrei dire che no, non stare lì a guardare sottigliezze, c'è da fare la riforma, c'è la fiducia e basta. Che discussione vuoi che ci sia stata se si impedisce ai parlamentari di parlare? Quello non era un Parlamento, era un parlaniente, non potevano discutere i parlamentari. Prego. Sì, questi avvocati masochisti che vanno contro i propri interessi, inconsapevoli, dopo 40 anni di professione, non hanno ancora capito evidentemente in cosa consista la giurisdizione e cosa significhi un giudice terzo imparziale, distante, distaccato, e soprattutto confondono, perché gli avvocati ci restano male, è stato detto, confondono la propria posizione personale, così ci restano male come delle prime ballerine, con invece l'interesse e le garanzie per l'imputato, le garanzie del diritto di difesa, che quello sì, viva Dio, è in Costituzione nell'articolo 24 della Costituzione. Quindi siamo così, abbiamo delle idee molto, molto sbagliate e molto confuse. Ovviamente non è così, la battaglia è proprio per le garanzie dell'imputato, ma più che dell'imputato, per le garanzie del giusto processo, perché vi sia veramente una triade processuale degna di questo nome. I magistrati, se sono stati consultati, se dovevano essere consultati anziché il popolo, questa sfiducia nella democrazia mi preoccupa moltissimo, devo dire. Churchill diceva che il miglior argomento contro la democrazia sono pochi minuti di conversazione con l'uomo medio. Dopodiché però aggiungeva: ma non c'è sistema migliore. Per fortuna. Questo è l'in sé delle cose. E la magistratura già oggi, se c'è un'anomalia tutta italiana, è quella che, spero lo sappiate, non solo ci sono 200 magistrati fuori ruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia che scrivono le leggi, non solo ci sono questi, certo, ma non li ha messi in ordine, sono lì da un sistema cristallizzato di cui fa parte la magistratura, soprattutto quella associata, perché anche quelli sono decisi dalle correnti nelle loro proporzioni. Non solo questo, ma il CSM, attenzione, oggi interviene con pareri preventivi sulle leggi in formazione del Parlamento. Ma non è questa una violazione della separazione dei poteri? La magistratura che decide se una legge che la riguarda da vicino va bene oppure no, che fa pressing, che fa lobby perché siano approvate alcune leggi e alcune no. Vogliamo, signora, metterle in mezzo anche su sta roba qua? Voglio dire, ma allora facciamo così, eleggiamo la Repubblica dei magistrati, se le fanno loro le leggi direttamente, si autogovernano, si autodisciplinano, sono sottoposti soltanto alle leggi, ma quelle che vogliono loro. Ma ci mancherebbe altro. E viva il popolo, e viva la democrazia di tipo ateniese repubblicano. Bene, direi che abbiamo chiuso il nostro incontro. Ringrazio per la partecipazione e anche per l'attenzione, perché veramente vi ho visto attenti. Grazie ai nostri due relatori. Alla prossima.